Oggi i gruppi ricevuti in prefettura per lo scambio di doni. Il Perù vince il premio Claudio Criscenzo, questa sera la fiaccolata. Record di sbarchi in un giorno a Lampedusa. Oggi la giornata dedicata al ricordo di Sebastiano Tusa. Corso di formazione con 50 presenti tra sacerdoti e vescovi. Acragas e Licata nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. La festa del mandorlo ancora in primo piano. Questa mattina in prefettura ad Agrigento l'incontro con i gruppi per lo scambio di doni. Arturo Cantella. Stamani presso la prefettura di Agrigento le delegazioni dei gruppi stranieri che partecipano alla edizione del Festival del Mandorlo in Fiore sono stati ricevuti dall'autorità. Il prefetto di Agrigento e il sindaco hanno dato il loro benvenuto e quello della città con uno scambio di doni reciproco. Ogni gruppo ha donato qualcosa di tipico del loro paese. E così hanno fatto anche le nostre autorità. A presenziare prima sono stati i gruppi dei Bambini del Mondo che hanno dato i loro regali e poi è stata la volta dei gruppi in rappresentanza degli adulti. Tra i momenti più particolari della cerimonia che hanno caratterizzato l'incontro con la vestizione del sindaco e del prefetto con vestiti tipici del gruppo è stato il Kazakistan, un mantello e un cappello tipico del luogo e uno scialle di seta per il prefetto. Analoga cosa è stata fatta anche dal gruppo della Georgia. Quindi il prefetto nel suo saluto ai gruppi ha sottolineato come siamo ad Agrigento, una città che affonda le sue radici nella cultura greca. Per loro infatti l'ospitalità era sacra e prevedeva la tradizione di cambiare i doni. L'ospite era protetto da Zeus e veniva accolto anche senza conoscerne l'identità. E sì, proprio la festa del mandorlo in fiore e la presenza di tanti gruppi provenienti da tutte le parti del mondo vuole tramandare alle future generazioni sentimenti di accoglienza e di ospitalità e ricostruire i rapporti umani. In questo momento l'esigenza della pace per tutti i popoli e le nazioni e proprio da Agrigento si riparte dopo la pandemia. Il distretto turistico Valle dei Templi, la DMO, in quanto padrone di casa di un territorio più ampio, no? Noi prendiamo tutta la provincia di Agrigento, anche oltre, è lieta di accogliere le rappresentanze dei gruppi folcloristici, quindi le rappresentanze del mondo nella nostra terra. La nostra terra è una terra di accoglienza, di fratellanza, di pace e la loro presenza è significativa per dimostrare appunto questa nostra attitudine. Un momento importante perché il prefetto, che è il rappresentante del governo, riceve le delegazioni internazionali dei gruppi. Oggi pomeriggio un altro momento molto importante che è la fiaccolata dell'amicizia. Gli alberghi oggi già sono pieni, ma saranno pieni anche domani. L'aver spostato la fiaccolata dal mercoledì al venerdì ha sortito questo effetto, ovvero che molta gente ha prolungato il weekend, quindi abbiamo aumentato la permanenza in città da 1 a 3 giorni. Questo è un dato molto importante. Ovviamente al margine del mandorlo in fiore poi renderemo ufficiali tutti i dati delle presenze che ci sono stati nell'ambito del mandorlo in fiore e poi continueremo con lo spettacolo questa sera del festival al Teatro Pirandello. Ci sarà la giuria che comincerà a esaminare un po', a vedere i gruppi, e domani i 2 spettacoli al Palacongressi con una replica pomeridiana e una serale, sia questa mattina che anche domani mattina gli spettacoli a Piazza Cavour e poi l'evento conclusivo che è la grande parata di domenica giorno 12 con lo spettacolo conclusivo che si farà presso il Tempio della Concordia. Il classico incontro di scambio di doni, di benvenuto, è un modo come altro anche per far incontrare tutte le istituzioni e per far vivere veramente ad Agrigento l'importanza di questa festa. Poi ci sarà anche un rinfresco, già i gruppi sono arrivati, c'è una massima partecipazione da parte di tutti, da parte della città. Penso che le cose stiano andando per il questo momento è servito anche a promuovere Agrigento a livello nazionale. Abbiamo visto che i media nazionali sono proiettati anche in funzione che Agrigento è l'unica città che partecipa al concorso di capitale della cultura.
non l'unica città, scusami, siciliana, sì, è l'unico capoluogo di provincia al sud Italia, da Roma in giù c'è soltanto Monte San Giuliano che è nel Gargano, ma come capoluogo di provincia è soltanto Agrigento. C'era anche Enna è stata scartata, quindi restiamo veramente tra le prime 10. Penso che la festa del mandorlo ci servirà tantissimo per promuovere la cultura agrigentina e siciliana in generale. Speriamo bene. Io lo sto vivendo come un momento di festa, anche di gioia. Dobbiamo dire anche le cose belle di questa provincia, questa tradizione che tra l'altro ha un significato profondo, che è quello dell'amicizia tra i popoli, dell'accoglienza. In questo momento tra l'altro anche, come dire, una valenza ulteriore, perché siamo in un periodo molto, molto difficile, quindi io sono molto felice di aprire il Palazzo del Governo, che dico sempre che è il palazzo di tutti, il palazzo di tutta la comunità agrigentina, e per un giorno diventa anche il palazzo che ospita popoli e nazioni diverse, persone che provengono da tutte le parti del mondo. Quindi diciamo porterà con sé un ottimo ricordo di questo momento. Allora, io sto collezionando tanti bei ricordi, l'ho sempre detto, non è ancora un momento di bilanci, però è un'esperienza straordinaria, molto impegnativa, come ho avuto tante volte modo anche di dire, però veramente straordinaria, che mi sta lasciando anche tanta umanità, ecco, un'esperienza fatta di umanità e di persone che si spendono per valori comuni, valori condivisi. Noi per questo lavoriamo per aggregare, ecco, l'istituzione proprio prefettizia è un'istituzione deputata a favorire, aiutare la coesione sociale e a tirar fuori il meglio di quello che c'è nelle comunità, e qui c'è tanto. Festival I Bambini del Mondo, il gruppo del Perù ha vinto il premio Claudio Crescenzo. Il servizio. Buonasera, benvenuti in questa location d'eccezione, unica al mondo, ai piedi di questo maestoso Telamone, che ci accompagnerà nella serata clou del 20° Festival internazionale del folklore I Bambini del Mondo, ovvero l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo. È stato assegnato al gruppo Elenco Folclorico Infantil del Perù il premio Claudio Crescenzo, istituito dall'AIFA, Associazione Internazionale Folk Agrigentino, promotrice del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, giunto alla sua 20ª edizione ed inserito nel contesto del Mandorlo in Fiore 2023. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Agrigento Miccichè, che insieme a Giovanni Di Maita, direttore artistico del Mandorlo in Fiore, e Luca Crescenzio, presidente dell'AIFA. Il galà è dedicato ai bambini del mondo, si è svolto al Museo Archeologico Pietro Griffo, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, in prima fila il viceprefetto Massimo Signorelli, ospite d'onore la presidente nazionale dell'Unicef Italia, Carmelina Pace, prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell'Unicef in Italia, che ha voluto salutare personalmente i bambini del mondo che sono ambasciatori di pace in tutto il mondo. A designare il gruppo vincitore è stata la giuria composta da 6 ragazzi di Agrigento, tra cui la presidente Sofia Ilardo, con la motivazione per l'impegno profuso nel trasmettere le tradizioni popolari altre che i valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze e i canti eseguiti in modo professionale, con disinvoltura, maestria ed eleganza, per l'unione e l'affiatamento del gruppo composto da piccoli giovani brillanti e talentuosi, per il sorriso contagioso e la grande disciplina, per il senso di responsabilità e la grande empatia mostrata verso il pubblico. Ricordiamo che alla Kermesse, giunta alla sua 20ª edizione, hanno partecipato i gruppi della Bulgaria, dell'India, della Corea, della Lituania, della Macedonia, del Messico, del Panama, del Perù e della Turchia. Nel corso della serata, condotta dal presentatore storico Giuseppe Moscato, la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta dalla professoressa Enza Ierna, ha assegnato il premio del concorso Italia Immagini e Pensieri. A essere premiato il disegno sui temi del festival realizzato da 2 performers del gruppo della Turchia,
le piccole Céline Onver e Selina Arctuk. C'è stato poi il momento dedicato all'Unicef di Agrigento, presidente Lilli Bruna, che ha consegnato la pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi dell'Unicef, in ricordo alla giovane agrigentina Alice, scomparsa prematuramente. Alla bambina più piccola del festival, la messicana Camilla Xiomara, di 9 anni, la pigotta Alice è stata consegnata dalla presidente nazionale di Unicef Italia, Carmela Pace, che ha avuto parole anche di elogio per gli organizzatori del festival e per gli alti valori educativi e culturali portati avanti dallo stesso festival. Quindi un premio speciale è stato conferito al gruppo Children Dance Ensemble della Bulgaria, veterani del festival. Cambiamo argomento: migranti, 41 sbarchi in un giorno, un vero e proprio record. Mentre a Roma si discute e si litiga, Lampedusa rischia di esplodere. Sono complessivamente 1869 i migranti giunti a Lampedusa nella giornata di ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola in area SAR dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, un record mai raggiunto prima d'ora. 2 barchini con a bordo 46 e 41 migranti sono riusciti ad approdare direttamente a terra tra la spiaggia della Guiccia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi con circa 605 migranti all'hotspot di Contrada Imbriacola, da dove ieri sono stati trasferiti 750 ospiti. Al momento ci sono oltre 3.000 migranti. Si è rischiata ieri ancora una tragedia al largo delle coste di Lampedusa. Un barchino con 42 migranti, tra cui 5 donne e un minore, è naufragato nella tarda serata nelle acque SAR italiane. A prestare immediatamente i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino. Quando i militari della Guardia Costiera hanno raccolto l'SOS e recuperato i naufraghi, il barchino era già affondato. Diversi migranti originari della Costa d'Avorio, del Camerun e della Nigeria sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa perché in forte ipotermia. I superstiti quindi hanno riferito che non ci sono dispersi, che erano partiti da Sfax in Tunisia lo scorso mercoledì. Nel 2022 la regione siciliana ha incassato dalla tassa automobilistica 339 milioni di euro con la misura stracciabollo. A renderlo noto è l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. Nei soli primi 2 mesi del 2023 la regione ha incassato dal bollo auto 155 milioni di euro, il 50% in più dell'intero primo trimestre 2022. Il governo Schifani, aggiunge l'assessore, non esclude di riproporre nei prossimi mesi lo stracciabollo. Eliminando le sanzioni e alleggerendo gli arretrati, sottolinea il presidente della regione Renato Schifani, abbiamo concretamente teso la mano ai cittadini. Oggi si celebra la giornata dei beni culturali, in cui si ricorda il compianto Sebastiano Tusa, archeologo e assessore del governo Musumeci, scomparso nel 2019 nella sciagura aerea in Etiopia. Anche quest'anno, per il 10 marzo, torna la giornata dei beni culturali siciliani, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale dei beni culturali, tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nello stesso giorno del 2019. Per l'evento tutti i luoghi di interesse culturale della regione siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche sono aperti gratuitamente al pubblico. Oltre agli ingressi gratuiti, inoltre, i parchi archeologici hanno in programma numerose attività.
Iniziative come questa, afferma l'assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, testimoniano e ci permettono di comprendere quanto Tusa, uomo di grande capacità ed equilibrio, abbia amato quest'isola. Un uomo che ha messo al centro del suo impegno il recupero della memoria storica, pur essendo sempre proiettato in un futuro fatto di innovazione e sperimentazione. Il nostro obiettivo è tramandarne il ricordo e l'operato affinché i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere e ci consentano di portare avanti la sua visione dei beni culturali come strumento per la crescita della nostra regione. Al Palacongressi del villaggio Mosè domani si terrà l'evento Arte e Gusto, promosso dalla CNA di Agrigento. Ricco il programma. Alle 10 ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei percorsi espositivi con il prefetto Maria Rita Cocciufa. Alle 11 prenderà il via un seminario coordinato da Claudio Spoto, segretario della CNA di Agrigento. Le conclusioni saranno del segretario CNA Sicilia Piero Giglione. Alle 15.30 la cerimonia di consegna del paniere delle eccellenze ai gruppi partecipanti al Mandorlo in Fiore. L'evento sarà presentato da Giovanna Neri. L'assoluzione dell'ex governatore della Sicilia Raffaele Lompardo. Ascoltiamolo in questa intervista. Degli atti sui quali poi ovviamente lavora la procura, la pubblica accusa e i pentiti eccetera, ma sono mafiosi, è gente che ha ammazzato e quindi, come dire, intanto si fanno i loro conti e credono di acquisire benevolenza presso la pubblica accusa o i giudici che poi li giudicheranno, ma poi secondo me restano in contatto attraverso i familiari e non solo con i loro colleghi mafiosi, e quindi non è escluso, anzi io ritengo che siano stati imbeccati proprio dai loro colleghi questi signori mafiosi per farmi danno. Presidente, quindi dopo 13 anni si chiude questa vicenda giudiziaria lunga, tortuosa, poi Monte e Catania si chiedono anche, ma lei si candiderà a sindaco? Perché adesso la stanno tirando per la giacca, ce lo dica. No, non c'è una mia candidatura a sindaco. Devo continuare. Lei quello che dice non pensa. No, questo l'avete letto, ma è un gossip, non so, oserei dire offensivo, ecco. Ha parlato di un lo penso. Allora, volete che vi faccia un conto preciso? Dopo aver precisato che tutti noi abbiamo il dovere di dare il massimo possibile alla nostra città, eccetera, eccetera. La sindacatura dura 5 anni. Ora, io ho la mia età, ma voi pensate, io ho fatto il vice sindaco, ho fatto il presidente della regione, ho fatto il presidente della provincia. Devo dirvi che la provincia era più rilassata, lo possiamo confessare. E grazie a Dio ritorna alla provincia. Grazie a Dio ritorna alla provincia, perché ci vuole una guida politica legittimata dal voto della gente per governare le risorse, ma anche un patrimonio umano di 1 migliaio di persone, 1200, che da sole costeranno 50 milioni l'anno, che senza una guida politica autorevole e legittimata producono molto poco, quindi si risparmiano 1-2 milioni di indennità, forse molto di meno, per sprecarne 10, 20, 30 di quei 50, quindi un grande lavoro 20 ore al giorno. Ma voi pensate che nell'arco del tempo che Dio vorrà, che il Padre Eterno vorrà, io possa dedicarne 5 di questi anni, giorno e notte, perché poi io mi conosco, francamente sarebbe un peso eccessivo. Diciamo che determinerà allora il prossimo sindaco a Catania, probabilmente anche. Determinerò, se mi verrà chiesto esprimerò il mio punto di vista. I miei amici, quelli impegnati direttamente politicamente, come ho detto, celebreranno un congresso rifondativo per la città o forse per la provincia il prossimo fine settimana e avanzeranno una candidatura che, come dire, parteciperà al confronto, credo anche con gli altri candidati, per arrivare, se è possibile, se ci sono le condizioni, ad una sintesi. Senta, Calenda a più riprese ha espresso apprezzamento nei suoi confronti. Sì. Lei guarda con favore questo terzo polo? Guardo, devo dire, con rispetto e anche con gratitudine a questa ai suoi apprezzamenti e li ricambio.
Non c'è dubbio che noi in Sicilia, questo mio movimento, da quando è nato, si può dire, dal 2005, furono le elezioni comunali, se vi ricordate, nel fronte che vedeva candidato sindaco Umberto Scapagnini. Poi ci furono le politiche del 2006, quelle del 2008, eccetera, eccetera, eccetera. Si sono ritrovati, seppure da autonomisti e da autonomi, in questo schieramento, perché credo che i veri autonomisti non sono né di destra né di centro né manco di sinistra. Devono allearsi o fondersi o ritrovarsi con chi persegue un obiettivo, quello di dare forza al sud e alla Sicilia, che oggi purtroppo si è perso ampiamente di vista. Comunque ha detto che il suo impegno politico continuerà, magari non da candidato sindaco, però tornerà in politica attivamente. Non tornerò in politica attivamente, ma purtroppo, vedete, c'è questa conferenza stampa, ci siete voi giornalisti, ma c'è tanta gente che non è che mi chiederà sui miei gusti a proposito di pasticceria, oppure di letture, oppure di tempo libero. Mi chiederà e inevitabilmente mi coinvolgerà. Non c'è dubbio che la mia caratterizzazione principale, quella del mio impegno storico, è nella politica. Lombardo, rispetto alla stagione che lei ha citato, Cuffaro intanto ha riportato a galla la Democrazia Cristiana. I democristiani torneranno sotto un unico simbolo a questo punto? Beh, guardi, quando lei parla dei democristiani, io penso, alcuni di questi li ho conosciuti, l'altro giorno citavo il particolare dell'incontro con Amintore Fanfani, che era segretario della DC, credo, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri al tempo stesso, ed era un ometto piccolo piccolo che incuteva timore. Fanfani, De Gasperi, sentii Moro in un comizio bellissimo ad Udine, vidi Andreotti ad un convegno di giovani democristiani a Brindisi. Quando io cito queste persone che hanno fondato la DC e che hanno governato molto meglio, devo dirvi, che nella Seconda Repubblica il nostro paese, e quella era la democrazia cristiana, non ci sarà più, anche perché è cambiato il sistema elettorale, anche perché non ci sono più, parliamoci chiaro, i partiti per come li immaginavamo, è cambiato tutto con la caduta del muro di Berlino, ahimè. Fosse rimasto, forse ci sarebbero partiti, politica, ideali, valori, passioni. In Sicilia persa una montagna di soldi, mai peggio di così. Lo dicono i 5 Stelle che parlano di Caporetto Siciliana, il servizio di Arturo Cantella. Conferenza stampa ieri all'Ars del Movimento 5 Stelle alla presenza del Presidente della Commissione Europea Luigi Sunseri, del capogruppo Antonio De Luca e della senatrice Chetti Damante, esperta in fondi europei. E proprio sui fondi europei la denuncia che 1 miliardo di fondi statali già persi e altri 500 milioni di risorse europee con tutta probabilità il 31 dicembre di quest'anno faranno la stessa fine. Sono i numeri impietosi che hanno fotografato quella che il Movimento 5 Stelle definisce appunto la Caporetto Siciliana, la più grande sconfitta in tema di finanziamenti destinati alla Sicilia che mai sia stata registrata nella storia dell'isola. È un ingegnere elettronico, il nuovo soprintendente ai beni culturali della provincia di Agrigento. Si tratta di Vincenzo Rinaldi, 58 anni di Canicattì. Sostituisce Michele Benfari. L'insediamento di Rinaldi domani a Villa Genuardi. 50 esorcisti delle 18 diocesi della Sicilia hanno preso parte ad un incontro di formazione, tra loro anche 4 vescovi. Vediamo. 50 esorcisti dalle 18 diocesi dell'isola, 4 vescovi, 2 diaconi, una decina di laici, la metà dei quali medici o operatori della sanità, tutti impegnati nell'equipe di pastorale esorcistica. 3 giorni di lavoro tra studio, approfondimenti, testimonianze e tanta preghiera sono i numeri dell'incontro di formazione degli esorcisti di Sicilia 2023, il 18° celebrato a Mascalucia. Il tema Alistair Crowley, i suoi seguaci, quanto rimane della sua oscura opera di satanista, una presenza inquietante in terra di Sicilia. Abbiamo pensato di presentare un argomento interessante. Noi qui in Sicilia abbiamo avuto in passato un satanista
Alistair Crowley, che addirittura è vissuto a Cefalù. Ha condizionato un po' la realtà nostra attuale in relazione a 4 conferenze su questo personaggio, per vedere la situazione attuale alla luce di quello che faceva lui allora e conseguentemente di poter prendere anche delle misure da parte nostra come proteggerci, ecco, da questa attività svolta da lui che ha condizionato la società moderna. Fino ad ora, da oltre 18 anni, la formazione degli esorcisti era affidata all'Istituto di Formazione Giovanni Paolo II, che faceva capo alla Conferenza Episcopale Siciliana. Da quest'anno lo stesso istituto è diventato un ufficio della Segreteria Pastorale della CESI, il Servizio Regionale di Pastorale Esorcistica. Non una formalità, ma l'attestazione di un'attenzione particolare per chi soffre a causa dell'azione straordinaria del maligno e per chi è impegnato nell'accompagnamento verso la liberazione. Nella sessione di ottobre i vescovi hanno creato il servizio della pastorale esorcistica in Sicilia, l'ufficio, con all'interno della pastorale della salute, perché la pastorale della salute fino adesso si occupava semplicemente di coloro che soffrono a causa di una malattia o fisica o psichica, ma non era contemplata la sofferenza di chi è vittima dell'azione straordinaria del diavolo. Adesso invece abbiamo la possibilità all'interno della pastorale della salute 2 sezioni. Una sezione che riguarda coloro che soffrono a causa di una malattia fisico-psichica, con un direttore e con un vescovo che è delegato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, e abbiamo ancora un'altra sezione che riguarda quelli che soffrono a causa di una sofferenza che proviene dal diavolo, insomma. Allora in questo caso, dato l'impegno di Monsignor Accolla, che oltre ad avere la pastorale della salute ha anche quella della Caritas regionale, si è pensato di mettere un vescovo in aggiunta che si occupa invece del secondo settore, cioè di coloro che soffrono a causa di una possessione diabolica, vessazione e infestazione. E quindi in questo caso naturalmente è più vasta adesso l'attività nostra di esorcisti, perché non è soltanto quella della formazione degli esorcisti, ma probabilmente adesso si allargherà questa attività. Io già ho presentato uno statuto per l'approvazione in modo tale che si sappia qual è l'attività preposta a questo settore, questa sezione della pastorale esorcistica in Sicilia, quindi aspettiamo un'eventuale approvazione. Giornata nazionale del rene, nefrologi in piazza anche ad Agrigento per sensibilizzare i cittadini. Ascoltiamo le interviste realizzate da Stelio Zaccaria. La sanità scende in piazza, l'ospedale scende in piazza per informare la popolazione. Lo sta facendo oggi ad Agrigento su un problema molto importante, quello renale. In teoria scende in piazza tutta la nefrologia di tutto il mondo, proprio per allertare le persone, in quanto la malattia renale rappresenta una vera e propria emergenza in campo sanitario, per vari motivi, perché è molto frequente. Consideriamo che nel mondo un individuo ogni 10 è affetto da malattia renale e il problema della malattia renale cronica è quella che è gravata da un alto rischio di malattie cardiovascolari. Siccome è una patologia che spesso non dà nessun segnale clinico, è importante effettuare degli screening, innanzitutto un banalissimo esame d'urina oppure un controllo della pressione, che possono essere degli iniziali campanelli d'allarme che poi possono portare un individuo a recarsi dal medico curante o dallo specialista nefrologo. Per cui lo spirito di questa giornata mondiale del rene è quello di allertare le persone, di fare uno screening di massa. Difatti noi qui facciamo un controllo pressorio, controlliamo le urine con uno stick e in caso di anomalie convochiamo il soggetto in ospedale
per fare ulteriori approfondimenti. Il tutto chiaramente viene comunicato attraverso un modulo al medico di base che verrà reso edotto della situazione del suo assistito. L'Ordine non può che essere felice per queste iniziative, anche perché la nostra mission è quella della oltreatletica professionale e la salute del cittadino, ed oggi nella giornata mondiale del rene è importante sensibilizzare la popolazione verso questo problema che purtroppo a volte è misconosciuto perché non dà una sintomatologia e quindi casualmente a volte c'è un riscontro di questa lieve insufficienza renale o screzio renale, e se si riesce in tempo a vedere si può sicuramente prevenire una grave insufficienza renale che porterà poi alla dialisi. Ancora una volta la sanità scende in piazza, ancora una volta cerca di comunicare con la popolazione per avvertirla che la salute è importante. Sì, questo oggi soprattutto è importante perché c'è questo connubio, questo matrimonio fra la realtà ospedaliera che riesce a entrare in campo nei momenti in cui già la patologia è più avanzata, che serve a sposarsi, ripeto, con noi del territorio per fare capire che la prevenzione, in un momento in cui ancora non ci sono i segni e i sintomi della patologia conclamata, è importante, dicendo anche quali sono alcuni dei punti che bisogna tenere sotto osservazione nella vita quotidiana. La prevenzione è una cosa molto utile, è importante. Noi con i nostri ragazzi siamo qua proprio per dare un supporto logistico con il nostro gazebo e speriamo veramente che la popolazione possa capire che questa è una cosa molto utile, perché veramente non è per ripetermi, la prevenzione vuol dire curare. Sono state numerose le adesioni allo screening promosso dal reparto di nefrologia del Policlinico di Messina in occasione della giornata mondiale del rene. Il reparto, diretto dal professore Domenico Santoro, ha voluto offrire un importante momento di prevenzione per una patologia ampiamente diffusa. Si stima che circa l'8-10% della popolazione ne sia affetta. Ci sono esami semplici a basso costo, come quello delle urine e il dosaggio della creatinina, oltre alla misurazione della pressione arteriosa, per capire lo stato funzionale dei reni. Nel caso di riscontro di anomalie urinarie specifiche, è molto importante rivolgersi ad un centro specialistico in cui vi è l'opportunità di eseguire una biopsia renale. Si tratta di un'iniziativa promossa in tutta Italia dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia e che coinvolge i principali centri di nefrologia con attività di screening gratuiti e progetti di sensibilizzazione sociale. Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine spesso sono reputate semplici azioni, sottolinea il professore Santoro, ma per le malattie renali possono costituire un efficace strumento di diagnosi precoce. La giornata mondiale del rene da alcuni anni si fa perché le malattie renali sono altamente prevalenti nella popolazione. Si stima che 8-10% della popolazione generale abbia una malattia renale in differenti stadi della malattia. Perché si fa questo? Perché è molto semplice effettuare prevenzione. Oggi facciamo uno screening che però non si può fermare in una singola giornata. È molto semplice fare prevenzione delle malattie renali attraverso esami veramente banali. L'esame delle urine che costa pochi euro, un dosaggio della creatininemia, una misurazione della pressione arteriosa. Le malattie renali si beneficiano anche di un cambiamento dello stile di vita, un miglioramento della qualità di vita. Quindi persone che sono obese sono a rischio di sviluppare le malattie renali, persone sedentarie sono a rischio di sviluppare quelle malattie come il diabete che poi si complicano anche con le malattie renali. Oltre a questo è molto importante sapere che chi nella popolazione a seguito degli esami che ha fatto dovesse riscontrare delle anomalie nell'esame delle urine caratterizzate dalla presenza di proteine o emazie deve sapere che deve andare in dei centri che possono fare la diagnosi attraverso l'esecuzione della biopsia renale, che è l'unico strumento che permette di poter fare diagnosi in soggetti con presenza di proteine nelle urine e contemporaneamente anche di emazie nelle urine. Un terzo messaggio molto importante che vorrei mandare in questa giornata dedicata al rene è che una volta che i reni finiscono di funzionare non esiste solo un trattamento sostitutivo, che è l'emodialisi. Esistono altri trattamenti. Esiste la dialisi peritoneale, che è un trattamento molto più tollerato dal paziente. È opportuno che il nefrologo
che le segua debba dire al paziente che esiste anche la dialisi peritoneale, pur se non ha esperienza, e affidarlo a centri che hanno esperienza in dialisi peritoneale. E ancora meglio della dialisi peritoneale, da un punto di vista di qualità di vita e diciamo aspettativa di vita, è il trapianto preemptive. Che significa trapianto preemptive? Trapianto prima di iniziare la dialisi. Questo si può fare o attraverso una donazione da vivente, che può essere eventualmente data da un familiare che poi successivamente può tranquillamente stare con un singolo rene, oppure attraverso l'immissione in una lista per trapianto da cadavere 1 anno e mezzo, 2 anni prima di iniziare il trattamento dialitico. In questo modo si acquisisce anzianità in lista e potrebbe essere che arriva un organo prima che il paziente abbia la necessità di intraprendere il trattamento dialitico. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia. Arturo Cantella ha intervistato lo scrittore empedoclino Gianmaria Camilleri. Vediamo il perché. Come mai ad Agrigento, se ci anticipa le sue intenzioni, so che c'è qualcosa in pentola? Allora, innanzitutto desidero salutare la popolazione di Agrigento, una cittadina che io non vedo da tanti anni, perché ero piccolo quando andai via. Bene, io mi trovo in Sicilia perché stiamo organizzando una serie televisiva. La serie televisiva si chiama L'Ispettore Zuccalà, un nuovo personaggio, spero possa entrare nel cuore della gente siciliana e non solo. Anziché girare solamente in un paese o in una città, io ho pensato, per cercare di valorizzare la cultura e non solo, anche i paesi dimenticati della Sicilia, di poter girare nei paesi che poca gente a livello nazionale conoscono, così per aumentare anche il turismo e dare un input importante ai paesi sconosciuti. Quindi mi trovo in Sicilia, abbiamo già girato a Caltagirone, adesso stiamo cercando un luogo dove poter girare il secondo episodio sempre dell'Ispettore Zuccalà. I miei romanzi sono parecchi, il personaggio già ne annovera 5. Per riuscire a fare una serie televisiva abbiamo bisogno di 10 puntate, quindi immaginate che lavoro faticoso riuscire a trovare non solo i paesi ma anche i luoghi, i personaggi tipicamente siciliani. Infatti gli attori sono tutti siciliani, non ci sono attori che non parlino veramente siciliano e che siano puro sangue siciliani. Bene, sono stato invitato dal prefetto in prefettura e anche dal dottor Di Maida per assistere al mandorlo in fiore che dopo 4 anni finalmente esplode. Io mi ricordo che da bambino mio padre e mia madre mi portarono a vedere il mandorlo in fiore. Ringrazio Tele Video Agrigento e vi auguro tanta fortuna. Grazie. Inaugurato a Cattolica Eraclea un murales della legalità con i volti di Falcone e Borsellino realizzato da Anna Amato. Questo bellissimo murales di Falcone e Borsellino, un murales della legalità. Siamo veramente orgogliosi per questo gesto d'amore verso la comunità, perché quando qualcuno si sacrifica, ruba del tempo privato della loro famiglia per dedicarsi alla comunità, non c'è da dire solo grazie. L'idea praticamente mi è stata proposta di realizzare qualcosa che ricordasse la legalità, e chi quindi meglio di Falcone e Borsellino come emblemi per la lotta contro la criminalità e quindi per portare avanti l'idea della legalità. Ho pensato quindi di realizzare questo murales, che tra l'altro è una copia d'autore, non è una mia opera, e l'ho realizzato con degli smalti all'acqua. Sono degli smalti resistenti, quindi si può benissimo lavare, anche se si sporca non succede nulla, però la cosa importante è i personaggi che vengono raffigurati. Sono Falcone e Borsellino, sono dei personaggi illustri che hanno fatto tanto per lottare contro la mafia, e la cosa importante è che noi portiamo ancora avanti le loro idee. E sempre a Cattolica Eraclea
è stato presentato il romanzo di Enza Amato, L'Odissea dei sogni. L'Odissea dei sogni è, diciamo, il primo romanzo che è frutto un po' anche della costrizione casalinga durante il periodo da Covid, no? Che penso abbia portato un po' tutti a riflettere, a pensare sulla situazione, sulla condizione che abbiamo un po' vissuto. Quello che a me ha portato principalmente questo momento è stata appunto una riflessione su me stessa e sul modo in cui ho, diciamo, intrapreso il mio percorso di vita fino a quel momento. Ed è una cosa che mi ha portato, ecco, a sfoggiare poi in parole scritte su fogli, e da quelle parole scritte su fogli è nata poi l'Odissea dei sogni. Il percorso che fa Marmi in l'Odissea dei sogni è appunto il viaggio introspettivo all'interno di sé e alla scoperta di se stessa, che penso sia un po' quello che cerchiamo di fare tutti un po' nel quotidiano, cioè cercare di scoprirci continuamente, di ritrovare noi stessi, anche se forse alla fine diciamo la vita ci porta a non trovare mai una soluzione a questo dilemma, forse, credo, ancora non sono andata molto avanti per dirlo. Siamo giunti allo sport, calcio, l'Acragas domani alle 14:30 a Castellammare del Golfo per l'anticipo della 24esima giornata del campionato di eccellenza. Mister, domani l'Acragas in anticipo gioca sul campo del Castellammare. Che tipo di importanza riveste questa trasferta, questa partita? Un'importanza vitale, anche perché mancano 6 partite, sono 6 battaglie, quella di domani sarà la prima delle 6. È chiaro che ci vuole grande serenità, grande convinzione, consapevolezza dei propri mezzi, grande coraggio. È chiaro che è un momento particolare, ma quello che può fare la differenza è la voglia. Dobbiamo avere più voglia degli avversari, e volere e potere. Ti aspetti un Castellammare che lascerà il pallino del gioco all'Acragas e proverà a colpire di rimessa? Mi aspetto un Castellammare che metterà in campo sicuramente quelle che sono le maggiori caratteristiche per farci male. È chiaro che loro lavorano molto sulle ripartenze, sulla seconda palla. È una squadra che ha 2 giocatori offensivi che ci potrebbero dare fastidio, uno è Ba e l'altro è Maltese. C'è anche Pizzo, lo stesso Terranova, però è una squadra che dentro classe si è fatta rispettare, una squadra che l'anno scorso ha raggiunto l'8ª posizione, credo con tanti giocatori che militano quest'anno nella stessa formazione, quindi è sicuramente una partita da prendere con la giusta attenzione, con la giusta applicazione. Ho detto ai ragazzi che mancano 6 curve, dobbiamo essere bravi a stringere ancora di più le mani sul volante. In vista di questa gara, in settimana, su quali principi hai lavorato maggiormente? Abbiamo lavorato sui soliti principi. Probabilmente nell'ultimo periodo, prima la palla si doveva giocare sempre e comunque, oggi magari il principio è cambiato, però anche per l'importanza che hanno assunto le gare fino alle gare di ora. Quindi diciamo che la squadra ha lavorato bene, ha lavorato in serenità, è ritornata la fiducia, l'autostima, e quindi sono sicuro che domani faremo una grande prestazione. Chi recupera degli infortunati? No, dagli infortunati non recupero nessuno, saranno fuori ancora Baio e Locascio. Stamattina si è aggiunto Briones a letto col virus, qualche altro non è in buone condizioni, però i ragazzi mi stanno dando tutti la massima disponibilità. Cristian Caccetta, premesso che da adesso e fino alla fine del campionato tutte le gare hanno un'importanza straordinaria. L'Acragas affronta domani in anticipo il Castellammare, squadra in salute. Che Acragas servirà per cercare di portare a casa l'intera posta in palio? Ma guarda, così come ho detto anche nelle settimane precedenti, servirà una Acragas perfetta. Adesso le giornate stanno arrivando al termine, il campionato sta per finire, ogni punto diventa pesantissimo. Andare lì a giocare a Castellammare in un campo ostico, una squadra che è in salute, ci vorrà veramente una Acragas perfetta. Il pareggio non serve a nessuna delle 2 formazioni, soprattutto all'Acragas che deve cercare di vincere per rimanere in testa al campionato. Beh sì, il pareggio non serve a nessuno, l'obiettivo nostro è quello lì, chiaro, è inutile ripeterlo sempre perché non serve a nulla. È chiaro che lasciare qualche punto per strada sarebbe deleterio soprattutto per noi, per quello che ambiamo.
e quindi dobbiamo per forza fare il bottino pieno. Che Castellammare ti aspetti domani? Ma lo stesso che abbiamo incontrato all'andata, un avversario che venderà a cala la pelle, che cercherà di infastidirci dal primo all'ultimo minuto, che non si arrenderà subito, anzi fino al 95esimo cercherà di fare la sua partita. E noi questo lo sappiamo, reduce anche dalla gara d'andata che ci ha dimostrato quanto è temibile come squadra, quanto è una squadra ben organizzata, e quindi già sappiamo cosa dobbiamo fare, insomma. Le tue condizioni, come stai? Domenica scorsa sei tornato anche al gol. Ma guarda, le mie condizioni sono sempre in crescendo, ma al momento non importa quanti minuti si fanno, l'importante è che si arrivi all'obiettivo di giornata. L'obiettivo di domani sono i 3 punti e ben venga sia che si facciano 90 sia che si fa 1 minuto. Domenica invece il Licata ospiterà il Lamezia Terme. Le due squadre sono rispettivamente quinta e quarta nella classifica di Serie D. Le interviste. Mister Romano, allenatore del Licata Calcio. Domenica buona prestazione a Canicattì, si torna al lavoro. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, 40 punti a 8 giornate dalla fine del campionato, e domenica arriva il Lamezia. Sì, direi che il risultato di domenica è stato un buon risultato, in considerazione che abbiamo incontrato una buona squadra, anche una squadra che stava facendo bene nell'ultimo periodo e che era un derby, e i derby si sanno, sono molto sentiti, magari le partite non sono mai belle sul piano tecnico, ma sono state abbastanza equilibrate sul piano agonistico. Abbiamo raggiunto un risultato importante perché siamo arrivati a 40 punti, a 8 giornate alla fine. Direi che se non è matematica, quasi matematica, la salvezza, l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio stagione. E adesso siamo proiettati in una zona di alta classifica e cercheremo di rimanerci più a lungo. Noi che abbiamo questa partita importante contro la Lamezia, quarti e quinti. Speriamo di fare una buona prestazione, fare un buon risultato e stare sempre agganciati alla zona play. La squadra come sta? Domenica abbiamo rivisto in campo Calaiò e Cappello. Abbiamo quasi tutti recuperati, Calaiò, Vitolo, Frisenna, Pino, Cappello. Questi sono stati giocatori che domenica erano in dubbio, hanno giocato con problemi fisici importanti e i ragazzi hanno tenuto fino alla fine. Per fortuna non c'è stato, a fine partita non c'è stato nulla di grave. Dopo la partita i ragazzi si stanno allenando regolarmente e sicuramente saranno disponibili per la partita di domenica. Federico Valenti, portiere del Licata Calcio. Domenica un traguardo importante, 100 presenze in giallo-blu condite da una bella prestazione. Sì, domenica sono arrivato a quota 100, è una cosa che mi rende molto orgoglioso. Poi c'è stata pure la prestazione e non si poteva festeggiare nei migliori dei modi. Traguardo importante a livello personale, ma un traguardo importante anche per la squadra. Infatti 40 punti a 8 giornate dalla fine del campionato e domenica arriva il Lamezia. Sì, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, dove all'inizio ci davano tutti per spacciati. Domenica arriva il Lamezia, sicuramente sarà una gara molto importante perché vogliamo raggiungere qualcosa ancora di più importante, uno scontro diretto, quindi domenica ce la metteremo tutta e speriamo che vada tutto per il meglio. Si conclude qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci.